La giavellottista Giusy Parolino, con 27 metri e 18 centimetri vince la medaglia d'oro e il titolo di campionessa siciliana assoluta 2025 nel corso della 103esima edizione dei campionati regionali, individuali, assoluti su pista 2025, svoltisi nei giorni scorsi a Palermo. Tra i vari appuntamenti istituzionali della stagione agonistica dell'atletica leggera, la fase regionale assoluta individuale è tra le gare più importanti dell'anno, dove si sfidano gli atleti e le atlete più forti di ogni regione, premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara. Al primo è stata assegnata la medaglia d'oro e la maglia di campione regionale 2025. Gli attrezzi dei lanci e gli ostacoli utilizzati durante le competizioni sono quelli della categoria seniores per tutti i partecipanti. L'imprenditrice e manager siciliana Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, che quest'anno ha conquistato il titolo di campionessa italiana sia ai campionati italiani lanci lunghi invernali, sia campionati italiani individuali estivi, e che lo scorso fine settimana a Catania ha fatto registrare con 30 metri e 85 il nuovo record siciliano. Vince anche a Palermo arrivando davanti a Teresa Capuzzello. L'ennesimo risultato ottenuto in campo assoluto chiaramente non lascia dubbi sulla bravura di un atleta che, come la Parolino da anni, con l'umiltà che la contraddistingue, dimostra il suo indiscusso talento e la sua costanza agonistica, nonostante, come accade a molti atleti che negli anni continuano ad allenarsi ad alti livelli, i vari infortuni che ha dovuto affrontare in carriera. Inoltre, la misura ottenuta a Palermo dalla giavellottista, allenata da 12 anni dal veneto Emanuele Serafin, tecnico di bravura nazionale e internazionale, rappresenta anche il quinto record italiano, miglior prestazione italiana, ottenuta dall'atleta con l'attrezzo assoluto. Grazie sempre al mio grande coach Emanuele Serafin, al quale vanno i meriti dei miei risultati, dichiara Giusy Parolino, e congratulazioni continua a Lucia Pollina per aver stabilito sabato 12 il nuovo record italiano nella gara dei 400 m femminili. Da sempre la pluricampionessa Pollina è un'atleta capace di dimostrare le sue grandi qualità agonistiche e i più alti valori sportivi.